L'arrivo del campionato italiano di ciclocross a Vittorio Veneto ha suscitato da parte di alcuni commercianti del quadrilatero una protesta contro l'ordinanza emessa dalla polizia locale che di fatto ha bloccato per 3 giorni il traffico in viale della Vittoria e del centro. Abbiamo raccolto alcune testimonianze di commercianti e del sindaco della città. Io trovo bellissime queste manifestazioni, giustissimo che vengano fatte, però farla in pieno centro di Vittorio, bloccando il centro per 4 giorni, in un momento così difficile ed è il secondo sabato dei saldi, per noi è una situazione abbastanza, sì, non adeguata, insomma, e non siamo stati interpellati. Forse avvisarci e concordare insieme una possibile soluzione che non vada a discapito del commercio di Vittorio, che in questo momento sta soffrendo tantissimo. Non è che possiamo indovinare quanta gente sarebbe venuta, però di fatto, lei lo può vedere, il negozio è praticamente vuoto. La manifestazione che è stata fatta comunque l'amministrazione non ha interpellato comunque i commercianti per capire un attimo anche le esigenze che noi abbiamo. Sta spendendo dei soldi comunque per fare questa manifestazione e non ha speso una o quasi una lira, o un euro scusi, per fare, non so, qualcosa per Natale, che il quadrilatero ha dovuto arrangiarsi. Questo è deplorevole, che comunque sia stanno affossando tutto. Prima interpellarci e poi spostare il luogo della gara, perché la gara doveva essere fatta in zona industriale, solo che gli sponsor non venivano a essere molto visivi e automaticamente. Allora noi abbiamo saputo di questa manifestazione qua quando hanno cominciato a chiudere le transenne, ha messo le transenne. E da lì siamo andati dall'assessore Rossetti, che comunque sia è rimasto così un po' in stand-by, non ci ha capito bene, che comunque doveva passare un responsabile per avvisarci che comunque questa cosa qua è stata fatta ancora un anno fa. Siccome è una cosa che interessa molto al sindaco D'Arè, perché lui dovrebbe avere questa passione, invece di questa passione dovrebbe avere la passione anche per i commercianti che danno a lavorare un sacco di gente. Sicuramente è un grande evento importante per la città, ma ci sono state anche delle polemiche da parte di alcuni commercianti perché in questo periodo di crisi e di saldi hanno i negozi vuoti. Cosa risponde lei a questi commercianti? Prima di parlare bisognerebbe aspettare. Ricordo che solo di partecipanti atleti in gara ciclisti sono 700 iscrizioni, 700 partecipanti. Assieme a loro arrivano gli accompagnatori che sono circa altri 300, quindi 1000 persone, senza contare proprio gli sportivi che arrivano tra sabato e domenica, quindi casomai questo è un motivo in più per incentivare anche quello che è il commercio nella nostra città. Quindi polemiche che secondo me si potevano risparmiare, anche perché credo che questo sia un motivo per vendere di più. Io non credo che sia dovuto al campionato italiano, credo sia dovuto piuttosto a una crisi contingente che attanaglia non solo la città di Vittorio Veneto ma l'intera Europa, quindi se non si vende non è dovuto certamente a una manifestazione sportiva, casomai la manifestazione sportiva può portare un qualcosa in più e non un qualcosa in meno. Farlo in zona industriale non è il posto ideale, il ciclocross si fa proprio nei prati, nei campi e noi qua abbiamo un'area straordinaria che è l'area Fender, che d'altra parte ha sempre fatto questo tipo di manifestazione, quindi credo che le polemiche siano sicuramente inutili. Dispiace perché penso che le manifestazioni fatte in città, che hanno comunque un costo sociale, siano un qualcosa che può portare alla città un qualcosa in più. Le polemiche forse non servono.